Pronti? 1, 2, 3. Buono il segnale. Numero 3, Vento da Barco, squalificato. Vediamo, partito molto bene Bacao di Casei su Briscola Matley che Numero cerca di 6, accodarsi Titanio seconda, Baldini, squalificato. mentre partito velocissimo dalla seconda fila Aresco con Giuseppe De Filippis che è subito lì vicino ai primi. Poi vediamo all'esterno il 4 di Rabat dei Greppi con all'interno Splendeur Joyeuse, poi Uragano Stecca, Moncherie Venus, intanto è passata al comando Briscola Matley con Maurizio Cheli su Bacao di Casei, poi Aresco in una ottima terza posizione alla corda davanti a Splendeur Joyeuse, intanto i 600 in poco più di 46. Uragano Stecca è in quinta posizione davanti a Moncherie Venus, mentre sta infilando un po' tutti di dentro Sandro Miraglia con Tiberix. Il giro in 1 minuto 1:1:8 con in vantaggio sempre Briscola Matley e Maurizio Cheli che conducono su Bacao di Casei, poi Aresco che accenna a spostare al largo per controllare la situazione. Intanto chilometro in 1:17:9, siamo al secondo passaggio davanti alle tribune con sempre Maurizio Cheli e Briscola Matley al comando. Seconda posizione alla corda Bacao di Casei, poi all'esterno Splendeur Joyeuse con Uragano Stecca che è uscita al largo al pari di Moncherie Venus, ma sono ancora indietro. Ora Aresco viene deciso al largo e affianca Bacao di Casei, ma Briscola Matley è ancora al comando, deve ora subire l'attacco di Giuseppe De Filippis con Aresco. Poi vediamo sempre Splendeur Joyeuse, mentre ha perso qualche battuta Moncherie Venus, sempre terza alla corda Tiberix, frazione di là ancora in 14:3. Briscola Matley deve respingere Aresco, si sta preparando Splendeur Joyeuse, mentre lungo la corda ancora tonico Bacao di Casei con Francesco Pettinari. Ultima curva passata in 14:8, ancora tutto da giocare, retta d'arrivo Briscola Matley su Aresco al largo di tutti, Splendeur Joyeuse di dentro Bacao di Casei e alla fine Splendeur Joyeuse con Natale Cintura che viene a vincere su un sorprendente Bacao di Casei, al terzo Briscola Matley. Doppio per Natale Cintura, stavolta con Splendeur Joyeuse che è venuto a vincere. Il figlio di SJ Photo ha fatto gran finish ed è venuto a vincere, mentre di dentro Bacao di Casei con Francesco Pettinari coglie un secondo posto a quota stratosferica perché era l'estremo outsider. Poi terzo Briscola Matley che ha corso molto bene, l'allieva di Totò Enea, ha provato la fuga ma può essere solamente terza. Al quarto è Aresco. E quindi è tutto per la giornata di oggi all'ippodromo Arcoveggio, che si conclude con questo doppio di Natale Cintura. E l'appuntamento è per domenica prossima.